È Frege Chi la vincitrice della 12ª edizione del premio letterario internazionale Giuseppe Tommasi di Lampedusa. La scrittrice di origine svizzera ma residente in Italia si è aggiudicata il riconoscimento con l'opera dal titolo Sono il fratello di XX, Adelphi Editore. La cerimonia si è svolta ieri sera in una piazza Matteotti gremita di folla a Santa Margherita del Belice. A consegnare il premio Gioacchino Tomasi Lanza, presidente della giuria che assegna il riconoscimento. Oggi il conferimento del premio Tommasi di Lampedusa, cosa rappresenta per lei? Siccome mi piace molto lo scrittore Tommaso di Lampedusa, è un onore, è un grande piacere riceverlo e ogni tanto guardare il suo ritratto là. Il libro Sono il fratello di XX. Chi è il fratello e chi è XX? Il fratello è questo ragazzo che si descrive qua dentro e poi chi è XX? XX è una persona misteriosa che si nasconde e non si sa bene chi sia. L'edizione del 2015 del premio Tommasi di Lampedusa ha ricevuto quest'anno il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali. Sul palco anche l'attore Luigi Locascio, che ha letto alcuni frammenti tratti dal romanzo del Gattopardo. Ha concluso l'evento Franco Battiato proponendo alcune delle sue più note canzoni. Uno dei motivi, lei è presidente della giuria del premio, uno dei motivi per cui avete assegnato il premio a Frère? Perché è una grande scrittrice internazionale, lei ha preso premi dovunque, insomma lei può dire è una limitata questione. Prima di tutto la poesia è sempre limitata, perché non è mai una operazione di massa, ma in ogni caso ecco, non è che è una nostra invenzione, posso dirle, una persona internazionale con delle relazioni. Insomma, Brodsky è stato un premio Nobel, la Bachmann era forse una delle più grandi scrittrici del Novecento, insomma, e quindi è in un gruppo di un certo modo di intendere la funzione della letteratura e per questo dobbiamo prendersi. Senta, io so che qui per esempio dice finalmente, perché ci sono le donne che dicono una donna, noi non ci siamo occupati di donne. In questo caso siamo occupati di un cervello senza pensare al genere, ecco.